Questa situazione fa emergere a tutti che, il libero mercato, dei prezzi dell'energia e dei settori, di interesse generale, produce dei danni molto seri, diciamo. Dalle privatizzazioni in poi si è, puntato appunto sul libero mercato. Ecco, benvenuti nel magico mondo del libero mercato. Nazionalizzare gli asset strategici a partire ovviamente dai colossi dell'energia, questa è la linea di Unione Popolare, la lista dell'ex magistrato Luigi De Magistris, che anche in Veneto schiera diverse sigle della sinistra, da Rifondazione a Potere al Popolo. Di fronte alla folle corsa dei prezzi dell'energia, ognuno la sua ricetta, cita di fatto l'agenda Draghi, l'esponente di Azione Italia Viva. Bisogna sganciare il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella ottenuta con il gas, bisogna dare un taglio secco da 10 miliardi alle bollette, soprattutto per le aziende energivore, bisogna immediatamente mettere, come dire, in cantiere il rigassificatore, nel senso di portarlo finalmente nella vera agenda e non con un dibattito sterile di sì e di no, e bisogna soprattutto cercare di contrattare con Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Per noi moderati occorre subito tagliare a monte le bollette per famiglie e imprese, almeno del 50%. Lo stesso meccanismo del credito d'imposta non può bastare. Quanto alle fonti di approvvigionamento, perché i rubinetti che hanno chiuso di tutte quelle stazioni di prelievo del gas sull'Adriatico, a 40 km proprio da Venezia, ancora siano chiusi. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono percorribili e fattibili, che però si perdono in una campagna elettorale che continua a parlare coi se e coi ma. Però tra 20 giorni è già troppo tardi. Io vengo da un settore che poi è quello sportivo, che sta già ragionando di chiudere le piscine a settembre è oggi.